Benvenuti amici nella terra dei nuraghes per questo nuovo viaggio, questo nuovo percorso che oggi ci porterà e vi porterò a Romana, nel territorio di questo paese così importante e interessante perché è patria di canto logudorese e patria anche del Novecento pittorico italiano, perché Brancaleonico Gusi da Romana è proprio figlio di questa comunità, riportato alla luce grazie al professor Sgarbi, e quindi andremo a vedere alcune delle sue bellezze e mi riprometto di ritornare per parlare di pittura, di canto lugudorese, di santuari come quello di San Lussorio. Ma oggi è il momento di vedere, seppur per poco tempo, una chiesetta romanica ed un nuraghe che si chiamano a pochi passi e dialogano nel corso dei millenni, ancora oggi, ancora per testimoniare quale interessante e importante bellezza ha la cultura sarda nel bacino del Mediterraneo, nel seno dell'Italia stessa. E andiamo allora dal nuragico al romanico. Inizieremo però dal romanico con la chiesetta di Santa Maria desi Spidale per proseguire al nuraghe complesso di Pibirra. Andiamo, viaggiamo nella terra dei nuraghes. Ed eccoci, amici della terra dei nuraghes, qui su Catalan TV al canale 15 e sulla pagina Facebook della Gazzetta Sarda, dinanzi alla piccola ma particolare chiesetta di Santa Maria desi Spidale, in territorio di Romana, a pochi chilometri dal paese, per questo momento così tra natura e storia, anche perché accanto proprio alla chiesetta ci sono i resti di un piccolo nuraghe, oggi quasi è del tutto scomparso, ma che ci fa rendere conto di quanto questa zona fosse ricca e animata da comunità già da tempi antichi. Come vediamo già il primo impianto, insomma l'impianto che vediamo qui davanti della chiesa è decisamente romanico, benché solo delle fonti presenti in documenti che riguardano San Leonardo di Sette Fuentes a Santo Lussurgiu ce la menzionano nel XVII secolo, ma evidentemente questa zona magari ha conosciuto uno splendore benedettino monastico ben precedente. È una chiesetta oggi piccola, quindi esigua, ma magari chissà, forse in antico c'era qualcosa di ben più strutturato, anche perché attorno vediamo alcune strutture che potrebbero indicarci la vitalità stessa del luogo, anche in ambito costruttivo architettonico, magari non con una comunità monastica così numerosa, ma probabilmente anche fiorente da un certo punto di vista, considerando la ricca zona in cui si trova. Questa è una piccola panoramica che andremo anche a fare un po' in controluce, ma ci renderà, come dire, un po' più interessante l'inquadratura. E come possiamo intendere da queste immagini, vediamo le piccolissime feritoie, finestrelle, se così possiamo indicarle, e quindi chissà, forse magari questa che oggi noi vediamo era solo una parte di un complesso un po' più grande, dove probabilmente c'era un'altra dinamica costruttiva qui intorno. Noi vediamo che adesso nella parte frontale, per così dire, vediamo quello che è il campanile a vela, l'ingresso. Non posso farvi vedere la chiesa interna, purtroppo, e come vedete la zona è davvero bella. Come possiamo vedere anche Monte Leone Roccadoria è lì
ubicata e lì pronta a osservare ogni cosa dall'alto del suo monte, una comunità che ha conosciuto vicende particolari nel Medioevo, nasce praticamente nel Medioevo a ridosso della sconfitta dei Doria e comunque di coloro che erano qui per cercare di continuare le gesta e la vitalità dei regni dei giudici e dei giudicati sardi ed anche di quelle che erano le infeudazioni, se così vogliamo dire, le alleanze con le repubbliche marinare, soprattutto Pisa e Genova, in questo caso poi Genova con i Doria, e poi invece insomma almeno 400, quindi dal 300 al 400 noi vediamo una conquista e una presa di possesso della Sardegna da parte della Corona d'Aragona, e quindi con le genti catalane che verranno ad insediarsi soprattutto poi anche ad Alghero. E ritorniamo un po' in questo luogo così interessante e andiamo a vedere quella che è una struttura residua del nuraghe che vi dicevo in precedenza e che lo vediamo proprio a pochi metri. Intanto vi voglio far vedere anche alcune altre, diciamo così, piccole strutture che potrebbero ricollegarci a qualcosa che vi dicevo appunto prima, cioè una struttura un po' più, come dire, aperta, un po' più grande della struttura magari quella che vediamo oggi esigua, ma vediamo soprattutto questi residui di nuraghe. Eccoli qua. Questo è un nuraghe che in antico doveva essere, non dico così imponente, ma che aveva una sua dignità. Molto interessante, come vedete, questo residuo di presumibilmente bastione o torre, che ci fa capire che comunque la pietra non era così grossolanamente intagliata, ma c'è un indizio di una maggiore maestria nel taglio, nella collocazione delle pietre, e continua un po' in questa zona del nuraghe stesso, questo materiale di crollo, e che ci fa capire che insomma chissà, forse solo unicamente un monotorre, o chissà forse anche un nuraghe che aveva una sua complessità strutturale. Ritorniamo al luogo da cui siamo arrivati precedentemente, cioè dalla posizione del fronte della chiesa. Guardate il luogo, che interessante. Osserviamo in lontananza un po', insomma, i cani, perché annunciano e dicono che oggi è giornata di caccia, e come vedete la zona è ben tenuta, fruibile, in un luogo in cui qualche anno fa sono già passato, sono passato più volte, ma nello specifico qualche anno fa, dove terminata la pioggia ci siamo fermati qui a scattare delle immagini meravigliose che magari vi farò vedere con l'arcobaleno. Quindi anche questi luoghi possono diventare in qualche modo immagine stessa di quello che voi andate cercando nei viaggi alla scoperta di luoghi e dei momenti e di giornate belle come questa, una giornata invernale, per darvi un momento di tranquillità nelle vostre giornate frenetiche. Noi cercheremo di farlo. Ed ora andiamo e proseguiamo il nostro cammino, il nostro viaggio. E in questo contesto ambientale davvero interessante, a pochi metri, davvero a pochi metri dalla chiesetta romanica di Sispidale, entriamo in questo campo per osservare un nuraghe un po' particolare, dai, se vogliamo. Ve lo voglio appunto raccontare, seppur non così esaustivamente, perché non siamo davanti a uno di quei complessi ben scavati e che ci permettono di averne una totale planimetria, ma è davvero interessante per farvi capire come i nuraghi oggi
molti ancora nuraghi devono essere scavati, riportati alla luce. Questo è uno degli esempi qui vicino, sempre a Sisfidale, come vi dicevo, quindi a pochi chilometri anche dal centro abitato di Romana. Per cui andiamo, che è interessante, vi faccio vedere un po' il taglio delle pietre e anche la struttura e la planimetria, per rendervi ancora conto quanto alcuni di questi nuraghi, anzi molti di questi nuraghi, sono comunque fruibili, sebbene dovete sempre fare attenzione. Andiamo. Ed ora avviciniamoci al quello che è proprio un vero complesso nuragico, sebbene voi vediate adesso, anche se un po' in controluce, ma fra poco vedrete solo, diciamo così, quella che emerge la torre principale. Questo è il complesso nuragico del Pibirra. Nella mia variante logudorese io uso il termine pibere, quindi è un termine legato all'italiano pepe. Già vediamo delle strutture di crollo o che emergono, e probabilmente qui c'era qualcosa di ben più ampio e grande. Quello che già sto calpestando è presumibilmente il rifascio, la parte che si addossa al nuraghe, ma la vedremo dopo. Ora andiamo ad avvicendarci un po' a questo nuraghe che già vedete ha una sua particolarità, un suo interesse. Vedete, le pietre sono decisamente ben più squadrate rispetto ad altri nuraghi che abbiamo visto e che vedrete o che avete già visto se siete appassionati di nuragicità. È una pietra calcarea presumibilmente, o comunque sedimentaria, una roccia sedimentaria ripresa dall'uomo, rifatta, ripresa e riportata in vita. Adesso proseguiamo qui un po' intorno. Vedete questo albero dove incede su delle strutture presumibilmente un po' più scolpite, forse residui di una torre, o presumibilmente o quasi certamente di una torre. Vedete, è un luogo interessante. Potete comprendere quanto alcuni di questi luoghi, seppur non appaiano così interessanti, così nuragici, per come abbiamo conosciuto la nuragicità, in realtà osservano delle dinamiche che colpiscono ancora oggi. Io intanto sto ancora camminando su quello che presumibilmente è un rifascio, ma dopo lo vedremo e vedremo se realmente è così o se vi ho detto qualcosa di poco certo. Guardate quest'altra angolazione, quest'altra parte che ci riconduce ancora. È proprio un complesso, possiamo almeno identificare due torri, almeno. Guardate, ovviamente la natura ha preso il suo tempo e il suo corso. Intanto noi continuiamo ad aggirare e arrivare a quello che dovrebbe essere appunto almeno la parte dell'ingresso. Guardate quanto materiale di crollo, ma anche, vedete, c'è una dinamica molto interessante, un nuraghe che vi invito a venire a visitare, e anche tutta la zona circostante, perché Romana dà molte indicazioni storiche al visitatore e anche sotto altri punti di vista, come per esempio quello della pittura con Brancaleone e Cucusi da Romana, che riportato dal professor Sgarbi alla pittura del Novecento, un pittore sardo davvero interessante da rivalutare e riscoprire. E grazie al professor Sgarbi la Sardegna ha potuto vedere un suo figlio all'interno dell'Olimpo della pittura del Novecento. Ritorniamo al nuraghe e come vediamo, guardate, qui siamo già a ridosso quello che è l'ingresso principale. Vedete, il crollo ha decisamente contenuto qualche segreto architettonico, se così possiamo dire, ma possiamo vedere quanto è interessante un nuraghe che si sta avendo, quindi fate attenzione quando venite, avendo un po' insomma la sua fine, ma come vedete qui lo splendore nuragico c'è stato attivamente. Adesso vediamo di osservare un po' dall'interno cosa c'è.
Ed eccomi all'interno della camera principale del nuraghe Pibirra. Come vedete è davvero interessante, la Tholos intatta che ci permette di capire la maestria nuragica. L'intaglio delle pietre è davvero interessante. Almeno 3 nicchie, come vediamo, una qui sulla destra, una frontale all'ingresso principale e una a sinistra. C'è ancora il piano di calpestio da riportare in luce, per cui l'altezza di questa Tholos è decisamente più grande, più alta rispetto a quella che vediamo, ma intanto possiamo ammirarne la lucidità e intelligenza costruttiva dell'uomo nuragico nella edificazione di questo, che da fuori sembra un nuraghetto, ma ad un occhio esperto, un occhio attento, rivela indubbiamente, decisamente, qualcosa di maggiormente indicativo nella comprensione della civiltà nuragica. Questo è l'ingresso principale, con una visuale ancora della torre centrale all'interno, dell'intaglio delle pietre e la torre principale. Non ho resistito ad entrare, io non ve lo consiglio se non siete esperti, c'è un effetto di crollo importante, quindi fate attenzione anche con i vostri figli quando venite in questo nuraghe, perché benché accessibile dall'esterno, dall'interno non è così insomma lieve arrivarci. Ed ora ritorniamo fuori, vediamo un po' in che condizioni resta questo nuraghe nella sua struttura esterna. Andiamo. Riprendo da questo scorcio che con queste luci così di questo inverno, di questa bella giornata, ci fa capire anche quanto la natura abbia ripreso possesso della zona. E osserviamo davvero ancora il proseguo che anche le piante, la natura ci indicano, ci comunicano di aver, come dire, cinto il nuraghe stesso. Osserviamo qui ancora tanto e tanto ancora da riportare in luce. Ora io non girerò proprio in tondo e cerco di salire questa sorta di rampa, ormai diventata rampa, per, vedete, immergerci ancora in quella che è la struttura nuragica. Qui al di sotto pare un'altra lieve torre che magari chissà è stata rifunzionalizzata da qualche pastore in qualche epoca, magari più tarda se vogliamo, e non del periodo nuragico in sé, ma che comunque ci dimostra la frequentazione e il riutilizzo anche dei materiali, come io direi tra virgolette giustamente come poteva essere. Ritorniamo in un'altra visuale dove il latte murale si rivede. Siamo ritornati un po' dove eravamo anche prima, avete visto anche le immagini dal drone. Osservate, cercherò di non prendere la mia ombra, ma vedete, questo è davvero importante, un nuraghe che ci rimanda al giorno in cui un'alba terrena, un'alba anche spirituale, un'alba matematica, un'alba umana, un'alba di contatto con la natura ha deciso di edificare la maestosità nuragica. E ora andiamo e proseguiamo il nostro viaggio.